Rieccoci, come promesso, buonasera a tutti voi telespettatori appassionati di sport per concludere il discorso che abbiamo iniziato ieri sera con Patrick Pitton, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Veneto. Ben ritrovato Patrick. Ciao Alex e buona serata a tutti. Allora, ieri è stata una puntata, voglio dire, di grande risonanza, ma di informazione precisa e puntuale, quindi abbiamo spiegato che cosa prevede il protocollo FIGC, che cosa prevede il return to play e insomma le indicazioni base per allenatori, tesserati e pubblico in vista insomma della ripresa degli allenamenti e dell'attività poi agonistica. Questa sera spazio alle vostre domande, alle vostre curiosità, perché ci sono tante casistiche da andare ad analizzare insieme. Ad esempio Patrick ci scrive una società e ci dice: nella circolare della Federazione dei Medici è indicato che, quindi parliamo del return to play, quindi situazione di un ragazzo che ha contratto il Covid ed è guarito. Nella circolare è indicato che il giocatore può riprendere gradualmente gli allenamenti sotto l'attento controllo del medico o del responsabile sanitario della società sportiva. Prima domanda: le società sportive che non hanno il medico della società, insomma il medico sociale, a chi si devono rivolgere? Sicuramente dovranno nominare, come dicevo prima, una persona che possa seguire questi aspetti. Comunque diciamo che un ragazzo dopo l'idoneità al return to play penso che c'è già a monte diciamo, una certificazione da parte di un medico, che è il medico del centro sportivo dove ha effettuato l'idoneità iniziale, quindi voglio dire non ci sono grossi problemi. Sarà poi la società che questo è quello che dice diciamo la circolare della Federazione Medico Sportiva Italiana e ricordiamo anche che questa è una circolare che deve essere approvata e certo, recepita dal Ministero dello Sport, quindi attualmente facciamo riferimento a protocolli precedenti. Infatti il protocollo della FIGC non parla di questa variazione, dice semplicemente che il return to play deve essere effettuato secondo quanto previsto dal protocollo del Ministero dello Sport e quindi fa riferimento diciamo a quel regole, istituto insomma, che è ancora prima del 10 di gennaio. Assolutamente. Quindi facendo un esempio concreto, un ragazzo di 16 anni che ha contratto il Covid ed è stato diciamo asintomatico a casa, va dal proprio medico di riferimento per chiedere appunto una visita, un certificato di idoneità sportiva trascorsi 7 giorni dal tampone molecolare o comunque dallo screening che attesta la guarigione. Alla società sportiva basta quel referto medico, quindi il ragazzo dopo all'8° giorno di guarigione si presenta dalla società con quel certificato medico e basta? Allora, facciamo anche qua un distinguo, nel senso che con la circolare della Federazione Medico Sportiva Italiana parliamo di attività agonistica, quindi dai 12 anni in su. Certo. Per quanto riguarda gli atleti dai 5 agli 11 anni, basta andare dal proprio pediatra, dal proprio medico familiare, si fa fare la certificazione e quindi è lui che attesta. Per quanto riguarda invece gli agonisti, l'agonista deve andare presso il centro, il medico dove ha effettuato la prima visita sportiva, cioè la visita di idoneità sportiva in corso, e deve fare una nuova certificazione. Sarà il medico che valuta in base alla gravità dell'infezione cosa dovrà fare e come fare. Le società hanno dei doveri, degli obblighi, devono chiedere al ragazzo se è stato asintomatico o sintomatico, oppure chi si presenta dopo la guarigione all'8° giorno con il certificato del centro medico che attesta la sua idoneità sportiva
la società non deve chiedere niente al ragazzo e lo fa allenare tranquillamente. Niente, perché comunque ci sarà la certificazione medica e quindi noi non abbiamo competenze, i dirigenti non hanno queste competenze e quindi non hanno nessun tipo di obbligo. Altra domanda che ci arriva: un allenatore Novax di una squadra di cui chiaramente non facciamo il nome né dell'allenatore né della società per rispetto della privacy, può allenare, questo l'abbiamo già detto ieri ma ripetiamolo, può allenare e entrare nello spogliatoio se si sottopone solo a tampone? Certamente sì. Allora, come abbiamo già ripetuto ieri sera, anche qua hanno suddiviso le categorie in base all'età. Sopra i 50 anni Green Pass rafforzato, se uno è Novax non può entrare, se non ha i vaccini non può entrare, mentre l'under sotto i 50 anni possono entrare con tampone con certificazione base che comprende anche il tampone ogni 48-72 ore. Molto chiaro. Altra domanda: se un ragazzo si è negativizzato, quindi dopo 7 giorni ha fatto la visita, deve poi comunicare anche qualcosa alla FIGC in modo tale che la federazione recepisca la documentazione medica, perché sappiamo che al momento ad esempio dei tesseramenti serve allegare anche copia dell'idoneità sportiva, insomma della visita medica. La società in questo caso deve fare qualcosa o si può procedere tranquillamente? No, si può procedere tranquillamente, perché comunque la responsabilità ricade sempre sulla società e quindi è la società che deve comunque verificare, controllare e ovviamente archiviare questa documentazione nell'eventualità ci fossero dei controlli. Quindi non bisogna digitalizzare insomma il certificato di idoneità sportiva e allegarlo? Perché il tesseramento comunque non si deve allegare l'idoneità sportiva. No, va conservata, insomma, ma va conservata e va dichiarato che il giocatore ha effettuato tutte le certificazioni mediche sportive. Altra domanda, perché insomma abbiamo visto che per allenatori, dirigenti, volontari non è richiesto il Green Pass rafforzato, quindi basta il Green Pass base, che può essere appunto anche quello effettuato tramite il costante utilizzo dei tamponi. Detto questo, per gli atleti invece siamo stati molto chiari nelle spiegazioni: serve il Green Pass rafforzato dai 12 anni in su. Domanda che ci manda due società, oltretutto del comprensorio. L'obbligo di appunto avere il vaccino per calciatori over 12 potrebbe causare delle defezioni soprattutto nelle squadre giovanili, pensiamo agli allievi, ai giovanissimi e quant'altro. Qualora una società si trovasse nella condizione adesso, magari una società che ha 2 squadre di allievi o 2 di giovanissimi, di non avere più i numeri per garantire la presenza delle 2 squadre o della squadra singola di allievi, di giovanissimi, eccetera, cosa deve fare? Cioè, si ritira dal campionato? Dice: io ho in squadra ho una rosa di 20 giocatori di cui 16 non hanno il vaccino e non vogliono farlo. Cosa dobbiamo fare? Beh, allora io partirei da dei dati oggettivi che sono quelli della Regione Veneto. Se nei dilettanti, cioè tra i maggiorenni, abbiamo un 95-96% di vaccinati, quindi l'attività qua non viene messa in discussione, perché parliamo veramente di numeri di non vaccinati esigui. Ma stiamo verificando dalle telefonate che riceviamo che nelle prime squadre e anche nella juniores, diciamo tra i maggiorenni si stanno vaccinando quasi tutti. Il problema, come dicevi tu, appunto, al di sopra dei 12 anni, dai 12 anni ai 17 anni, purtroppo i dati, abbiamo dei dati in Veneto di un 76%, scusa, 80-86% di vaccinati con una sola dose. Ecco che questo potrebbe creare dei problemi e effettivamente anche in Comitato Regionale Veneto vedremo come andranno poi la situazione da qua alla ripresa del campionato prevista per il 30. Ovviamente
questo è un decreto che viene calato dall'alto da organi al di sopra certo. del Comitato Regionale Veneto, quindi in questo momento noi possiamo solo recepire. Se mancano i numeri la squadra non può partecipare. Una squadra non parteciperà, noi avremo il compito di ovviamente valutare, forse riorganizzare i gironi, rivedere un po' tutta la gestione dell'attività, però è un terreno molto scivoloso e particolare che adesso vediamo. So che comunque il presidente Ruzza e anche il commissario Abete si sono già attivati insieme con tutte le altre regioni, hanno fatto delle richieste, ecco, attendiamo e vediamo quali saranno le novità, certo. oppure se verrà confermato lo status quo che c'è attualmente con questo decreto legge del 30 dicembre. Chiudiamo il cerchio, come abbiamo detto, per fare ulteriore chiarezza, perché insomma adesso parliamo, quindi niente più domande, ma parliamo di una situazione generale, quella che riguarda appunto il Comitato Regionale Veneto, i campionati dilettantistici sospesi al momento. Il presidente Ruzza è stato molto chiaro l'altra sera proprio ai nostri microfoni e ha detto: garantiamo l'assoluta volontà di ripartire. Quindi diamo anche questo messaggio: non è uno stop che sembra provvisorio ma in realtà nasconde la volontà di annullare i campionati, fermare l'attività. Il comitato è fermamente intenzionato a riprendere i campionati. Beh, noi siamo fermamente convinti dobbiamo dare un messaggio di speranza, dobbiamo dare un'aspettativa nuova a tutto il sistema calcio, perché lo ricordiamo sempre, non parliamo solamente di calcio, ma qua parliamo di sociale, di tante cose che il calcio, attraverso il calcio, si fanno per la società e per la quotidianità di tutti noi. Quindi noi siamo fermamente convinti di ripartire il 30. Per il momento è previsto per il 30, il 23 si riprendono le attività. Ricordo che sono sospese anche tutte le attività di amichevoli e allenamenti congiunti. Fino al 23 si potranno riprendere dal 24 per dare la possibilità a tutte le squadre di rodarsi. E ecco, noi riteniamo, come avete già letto in tutti i comunicati, prima avevamo sospeso dalla promozione in giù, poi abbiamo messo anche l'eccellenza, quindi dal 30 si partirà con la prima giornata di ritorno, perché così possiamo rispettare tutte quelle che sono le alternanze, le concomitanze all'interno di un impianto sportivo, e poi perché parliamo di dilettanti, quindi è giusto che dall'eccellenza in giù, campionati regionali, anche se l'eccellenza è di preminente interesse nazionale, ecco che questa è una cosa importante, dare omogeneità, dare uniformità a tutto questo sistema calcio che è la base, la linfa poi per le categorie superiori. Patrick, ultima domanda, perché siamo in chiusura. L'ipotesi, sono anni che se ne parla, ne ha fatto accenno anche il presidente Ruzza, ma non solo, insomma qui da noi che raccontiamo ogni giorno da 2 anni ininterrottamente la realtà sportiva dilettantistica, ogni tanto viene fuori il discorso di sospendere l'attività sportiva, quindi i campionati, nei 2 mesi più rigidi dell'anno, dicembre e gennaio, per preservare le strutture, i campi, la salute chiaramente dei giocatori e quant'altro. Effettivamente, concretamente, è uno scenario possibile o è complicato? Ma secondo me è uno scenario possibile, da valutare molto bene, perché il territorio della nostra regione è molto vario, abbiamo dalle montagne al mare, quindi ecco, ci sono anche dei periodi in cui purtroppo in alcune zone ci sono, diciamo, momenti di lavoro particolari dovuti al turismo piuttosto che altre situazioni. Certo. Quindi ecco, è da valutare molto bene.
sicuramente si potrebbe già traslare, valutare, verificare anche poi, perché questo Covid non ci lascerà subito, ma una sosta un po' più lunga e giocare nel periodo primaverile. Cioè adesso chiudiamo i campionati il 10 aprile, si potrebbe giocare, portare i campionati, ovviamente abbiamo sempre quella spada di Damocle che l'eccellenza purtroppo ha dei tempi strettissimi, perché poi si devono dare comunque le vincitrici, le seconde, quella di Coppa per i playoff a livello nazionale, quindi ecco, l'eccellenza la lascerai fuori, ma dalla promozione in giù, compreso il settore giovanile, qua si dovrà parlare poi con il professor Walter Bedin, però si potrebbe valutare scenari diversi rispetto all'attuale. Noi ringraziamo Patrick Pitton per essere stato in nostra compagnia in queste 2 serate di approfondimento. Speriamo di avervi chiarito le idee veramente a 360 gradi sulle casistiche, sui dettagli, sui protocolli, su cosa si può fare e come lo si può fare. Patrick, grazie per la disponibilità. Grazie Alex, spero di essere stato abbastanza esaustivo, perché gli argomenti sono tanti, sono spinosi, e quindi ecco, io auguro solamente a tutte le società di ritornare quanto prima in campo e di trovarci, perché il calcio manca a me, ma manca a tante altre persone. E allora, con questo auspicio a cui ci uniamo anche noi, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani sera per un'altra puntata di Sport in Casa.